Siamo davanti alla chiesa di Roveredo. Questo è zero. Lei si chiama? Il signor Tommasello Antonio. Com'è andata? Cos'è successo praticamente? Ci siamo svegliati verso le 2:30 sentendo un forte rumore e ci siamo svegliati e abbiamo visto l'acqua dentro in casa. E a un certo punto siamo andati sopra sul tetto e abbiamo visto che praticamente non esisteva più il tetto e l'acqua che veniva dentro. Signor, Burigotto Maurizio. ci racconti cosa è successo? Niente, alle 2:30 questa mattina, 5 minuti, distrutto tutto. È il bello che in 6 anni questa è la seconda volta, anzi questa è la peggiore, sicuramente. Adesso sto aspettando quelli di assicurazione per valutare i danni, quanto tempo può essere, di quanto ci può essere, insomma.